I gestori sono proprio di fronte al municipio, ho avuto modo di intravederli stamattina, anche se erano presi ovviamente in una discussione importante assieme alle forze dell'ordine, e li andrò a trovare nei prossimi giorni. Una rapina a mano armata di prima mattina in un bar nel cuore del paese, ad appena pochi metri dalla sede del comune. Sono fatti rarissimi e che per questo generano una profonda sensazione in comunità tranquille come quella di Marcon. Dentro questo locale di piazza del municipio, ora chiuso, poco prima delle 6 si sono vissuti attimi di terrore. Il rapinatore è entrato col volto nascosto da un cappuccio e una pistola in mano. Il barista, un 32enne di origine cinese, che ha tentato di opporsi, è stato colpito in testa col calcio della pistola ed è stato poi trasportato dal 118 all'ospedale di Mestre. Il malvivente ha preso tutto il denaro disponibile, circa 400 euro, dileguandosi. Sono decisamente preoccupato, anche perché è una dinamica assolutamente particolare, non ci si aspetta insomma un furto o una rapina a mano armata alle 5:30 di mattina, e questo lascia anche un pochino perplessi tutti. In che senso? Nel senso che alle 5:30, come tutti possono immaginare, le casse di un'attività commerciale sono vuote, quindi mi viene da pensare che la persona non fosse neanche un esperto in materia. Da Dolo, dove ha seguito l'inaugurazione del centro di documentazione ed inchiesta sulla criminalità organizzata con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, l'ex sindaco Andrea Follini invita però a non creare allarmismi. Credo che insomma, bisogna porre attenzione anche alla misura nella quale queste vicende succedono nei territori confinanti a Venezia, Marcon in questo caso, e quindi dare anche il giusto peso a quanto è successo. Fanno ben sperare le parole del ministro di stamattina, dice che ci sarà un aumento anche nelle stazioni dei carabinieri di personale, credo che questa sia la cosa principale, insomma, la buona notizia di stamattina. Marcon non è improvvisamente diventato un paese meno sicuro, si tratta però di episodi che non vanno sottovalutati. L'attenzione va tenuta sempre alta, va tenuta alta sia a livello di cittadinanza, con un passaparola attento, con un spirito critico, ma soprattutto anche cercando come amministrazione di aiutare a dare i giusti strumenti ai nostri cittadini per potersi difendere.